Buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati e buon anno anche da noi di Preview, prima puntata della nostra trasmissione a 2 giorni dalla partita del Catania in casa del Foggia, partita che, lo ricordiamo, sarà trasmessa in diretta da Telecolor, ma sono tanti temi di cui parlare, anche il mercato ovviamente che proprio oggi apre i battenti. Lo faremo insieme ai miei ospiti a partire da Fabio Timoniere, ben trovato Fabio. Ciao Marco, grazie e buon anno a tutti i telespettatori. E auguri a te Fabio, auguri anche al nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, auguri a tutti quanti, buon pomeriggio. Oggi senza giacca, vabbè, faremo poi anche noi come le trasmissioni nazionali una parte senza giacca. Adesso invece vado a dare gli auguri e il benvenuto, buon anno anche a te cara Anna, ciao. Ciao Marco, buon inizio anno a voi studio e anche a voi che ci state seguendo da casa. Io vi ricordo la linea WhatsApp per interagire con noi al 342 77 12 855. E allora noi ritorniamo subito da Anna perché facciamo il punto della situazione, siamo alla fine, lo sapete tutti, del girone, anzi siamo all'inizio del girone di ritorno con la prima partita di campionato del Catania, ricorderete quanto è successo anche all'andata in casa con il Foggia con una vittoria netta dei rossazzurri, ma andiamo a guardare il quadro di questa giornata con la nostra Anna e poi la classifica. Inizia domani alle 17:30 la 20ª giornata di campionato con Picerno-Cerignola, alle 20:30 Cavese-Sorrento, domenica 4 gennaio alle 12:30 Atalanta Under 23 Latina e Foggia-Catania, alle 14:30 Potenza-Giuliano e Siracusa-Salernitana, alle 17:30 Trapani-Casarano, lunedì 5 gennaio alle 20:30 Altamura-Casertana, Benevento-Crotone e Cosenza-Monopoli. Passiamo alla classifica in testa con 41 punti Catania e Benevento. Salernitana 38, Cosenza 36, Casertana 35, Crotone, Casarano 28, Monopoli 27, Potenza 25, Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta Under 23 22, Sorrento 21, Altamura 20, Cavese, Siracusa e Foggia 18, Latina 16, Giuliano 15 e chiude la classifica il Picerno con 14 punti. Grazie Anna, fra poco con i messaggi anche la parentesi social, Atalanta Under 23-22, era particolare da dire, brava Anna che l'hai fatto capire bene. Invece vado da Fabio perché rivedendo magari la classifica, chiedo alla regia sempre prontissima di farci vedere fra poco nuovamente la classifica, a Fabio domando, quelle 3 che sono là davanti sono realmente le 3 protagoniste assolute di questo campionato o Cosenza e Casertana possono rappresentare un'insidia veramente? Siamo al giro di boa, per cui possiamo dire che queste 2 squadre sono veramente lì. Lo dico anche perché tanti, sia a Cosenza che a Caserta, credono nella possibilità di inserirsi in questa lotta a 3. Assolutamente sì, il Catania insieme al Benevento e alla Salernitana sicuramente sono le squadre che inizio anno sono partite con l'intento di fare il salto di categoria. Ma in tempi non sospetti ti dico Marco che dissi dopo la vittoria del Cosenza sul Catania, dissi di stare attento al Cosenza. I fatti credo che abbiano dato atto a questa cosa qui perché comunque il Cosenza viene da un anno, da una retrocessione, è vero, ma ha ottenuto l'intelaiatura della Serie B e comunque c'ha degli ottimi giocatori e ha fatto dei risultati importanti, per cui penso che la quarta squadra sia il Cosenza. Per cui può essere una lotta a 4 secondo te sì. per questa promozione, per te Ermanno? Ma io in settimana ho visto che il Cosenza ha rinnovato 7 giocatori, di cui 5 dei, come ha detto Fabio prima, 5 di quei protagonisti anche negli anni passati nella cadetteria, quindi adesso ha annunciato anche l'acquisto imminente di Emmausso, che è un giocatore che a Catania conosciamo bene. E non solo a Catania, ed è è una squadra molto forte dal punto di vista, secondo me adesso anche numerico, perché si sta completando, ma anche dal punto di vista proprio della qualità tecnica e anche tattica che sta mettendo Boucher in campo. Per adesso un pochettino più dietro le quinte rispetto alle altre. La Casertana non la vedo così tanto pronta rispetto a quel quartetto di cui stiamo parlando fin dall'inizio. Io mi soffermerei però sul Benevento, perché il Benevento nelle ultime tre prestazioni con l'arrivo di Floro Flores ha fatto vedere una qualità
è una bellezza nel gioco, soprattutto a Cerignola, spaventosa. Quindi occhio al Benevento, anche se il Benevento questo fine settimana gioca contro il Crotone e potrebbe essere una partita non è certamente abbastanza... una partita facile. È il Catania la squadra più attrezzata? Perché questa è l'altra domanda che ci si può fare alla fine dopo il girone d'andata. Mi vorrei considerando collegare anche al il mercato. discorso di Ermanno, è vero, perché il Benevento è ho sempre detto che è una delle squadre con maggiore qualità, sia in tutti i reparti, sia in difesa che a centrocampo, che è lì davanti con i tre che sono veramente di categoria superiore, per cui tornando al Catania ti dico sì, è una squadra che oggi ha un'intelaiatura importante, l'ha dimostrato e l'ha confermato con l'Atalanta Under 23 che non è una squadra da sottovalutare, perché c'aveva dei giocatori importanti. Uno di questi mi piacerebbe anche vederla a Catania, ma credo che sia quasi impossibile. Il capitano Panada è un ottimo giocatore, uno di quelli che oggi farebbe comodo al Catania. Sì, ti rispondo sì, il Catania è una delle squadre più attrezzate per la vittoria finale del campionato. Fra parentesi, c'è il mercato di mezzo, lo sappiamo tutti, tutto questo mese di gennaio fino al 2 di febbraio, con la possibilità chiaramente di andare ad innestare nuovi elementi. Il primo è Bruzzaniti per quanto riguarda il Catania. Io torno da Anna perché a proposito di fine girone d'andata, in cui si può tirare un po' le somme anche dell'impiego dei giocatori, con il nostro Ermanno ci siamo divertiti un po' ad andare a guardare quelli che sono i giocatori più utilizzati da Toscano e quelli magari un po' meno in questa prima fase di campionato. Anna, a te. Arrivati al Giro di Boa possiamo individuare un gruppo ristretto di uomini diventati autentici punti fermi del progetto tecnico. Su tutti Dini, mai sostituito tra i pali a garanzia assoluta di continuità, così come Casasola, Di Gennaro e Celli sono colonne di una struttura difensiva che Toscano ha scelto di non toccare. In avanti forte, pur non sempre al massimo del minutaggio, resta il riferimento offensivo principale. All'estremo opposto però c'è una fetta di rosa rimasta ai margini. Giocatori come Bethers, Raimo, Martic, Rolfini e Stoppa hanno trovato pochissimo spazio, una situazione che pesa anche in ottica mercato, dove le cessioni diventano passaggio quasi obbligato. E uno di questi, degli ultimi, potrebbe finire presto sul mercato, cioè Martic, mentre per quanto riguarda Stoppa chiaramente bisognerebbe capire che cosa succederà soprattutto alla fine di questo mercato. Io mi concentrerei su i cinque maggiormente utilizzati, che rappresentano un po', Fabio, e poi vado anche da Ermanno, l'intelaiatura, no? Un tempo si diceva la colonna portante, no? di questa squadra, dal portiere al difensore centrale. Non ci sono i centrocampisti perché chiaramente Di Tacchio, che è diventato una colonna nella prima parte dell'anno, ha saltato parecchie partite per infortuni. Ma io devo essere sincero, quest'anno inserirei anche in questo zoccolo duro. Ma sono i numeri che parlano, non è un giudizio. Assolutamente. Che noi inserirei anche Celli. Devo essere sincero, perché Celli quest'anno ha dimostrato di poter far parte di un grande progetto, di una grande squadra come il Catania. L'ha dimostrato sul campo. Anche se nell'ultimo anno è stato ai margini della squadra, quest'anno Toscano gli ha dato fiducia e lui lo sta ripagando appieno sul campo. Possiamo rivederla quella grafica, perché ci sono dei dati interessanti legati appunto ai giocatori del Catania e all'impiego che hanno avuto in questo periodo. C'è anche ovviamente Celli, che è il quarto per minuti giocati, addirittura l'86%, per cui, come giustamente diceva Fabio, è un giocatore a tutti gli effetti fondamentale per questo Catania. Gli altri un po' ce l'aspettavamo, compreso Dini, Ermanno, che è chiaramente protagonista assoluto e lo è stato anche nella fase finale della stagione scorsa. Sì, Dini ormai da quando è arrivato a Catania ha preso le redini di quella porta e si è messo lì tra i pali, è difficile toglierlo, no? E anche in visione futura, secondo me, ormai è diventato un punto cardine, soprattutto per Domenico Toscano. Mi fa piacere soprattutto vedere un giocatore come Casasola, che
è entrato e sta entrando anche nei cuori dei tifosi, perché è un giocatore che si spende tantissimo per la maglia, che dà tantissimo ogni partita. Il treno, no? Che il diceva. treno, per me è veramente un treno, una locomotiva quasi, non si ferma mai. Poi la cosa che è impressionante è che comunque solitamente l'allenatore, quando fa delle sostituzioni durante la gara, toglie l'attaccante, così come toglie il centrocampista, il tre quarti, e toglie di solito l'esterno. Questa volta ci sono anche poche alternative, ci sono state anche poche alternative ma durante le alternative sono poche, e la priorità adesso diventa un difensore, non un esterno, un centrocampista centrale, non un esterno, perché Casasola ti sta dando un riferimento così forte che è difficile in qualche modo pensare a un Catania o immaginare un Catania senza di lui. C'è un'idea per l'esterno, c'è un'idea ovviamente, ma è, diciamo, il quarto tassello eventuale di questo mercato, perché chiaramente si può e si vuole o si vorrebbe intervenire lì sulla parte sinistra del mercato, sulla parte sinistra del Catania, per cui, per intenderci, nella zona di Donnarumma, ma chiaramente per far questo bisogna anche liberare un posto nella lista, per quello bisognerà aspettare del tempo. Tornando al discorso Casasola, penso che è agli occhi di tutti la conferma di un buon giocatore, che nell'ultima partita contro l'Atalanta credo che sia stato uno dei giocatori più forti, assolutamente, se non il migliore in campo, secondo me. E non è la prima volta, fra parentesi, che è così. È un giocatore, tornando al discorso che diceva Ermanno, l'allenatore al volte toglie l'esterno, ma in questo caso Casasola non lo toglie mai, ma perché è un giocatore comunque abbastanza duttile, che ti permette di sia la fase offensiva e sia la fase difensiva, per cui in questo momento che il Catania ha qualche difficoltà per quanto riguarda alcuni giocatori, giustamente lo tiene in campo, perché gli dà quella garanzia. Quella garanzia sotto tutti i punti di vista, perché l'abbiamo detto, sia sotto l'aspetto difensivo che sotto l'aspetto offensivo, ed è quello che si richiede a un esterno di qualità come certamente è Casasola, ma che non è facile vedere, stiamo parlando sempre di terza serie. Un altro dei giocatori cardine del Catania è stato e sarà senza dubbio Cicerelli, che ha salutato l'anno sui social. In che modo, Anna? Vengo da te. Poi il recap del 2025 con una serie di immagini sia in campo che non. Riusciamo a farli vedere? La regia mi supporta in questo? Ci riusciremo? Vediamo se riusciamo a vedere, se no aspettiamo un altro momento e invece andiamo con altro. Facciamo così allora, per cui vado da Ermanno, perché andiamo subito a dare l'idea di quello che è sia il Foggia che il Catania sotto l'aspetto difensivo. Partiamo da lì, fase di non possesso. Vedremo delle clip che sono un po' simili sia per il Foggia che per il Catania, ma con epiloghi completamente diversi. Sì, Marco, diciamo che il Foggia, non c'è da aspettarci del Foggia, diciamo, come il Foggia che è arrivato a Catania a fine agosto, quindi è un Foggia diverso, un Foggia un pochettino più strutturato anche dal punto di vista proprio sia numerico che dei giocatori. Sia il Foggia che il Catania in queste clip che faremo vedere porteranno tanti giocatori in pressione nella zona palla, quindi si crea grande densità in zona palla, ma questo ovviamente porta a liberare spazio e a liberare possibilità nel lato debole, quindi nel lato opposto rispetto al lato della palla. Il Catania riesce attraverso poi il lavoro dei centrocampisti a mediare e in qualche modo a limitare i danni. Il Foggia non sempre riesce a fare questo. Parte infatti il taglio video, se c'è la possibilità di fare partire il taglio numero 1, la clip numero 1, eccola qui. Vedi qua con la Salernitana ci sono tanti uomini che creano grande densità in zona palla, tutti a limitare quelle che possibilmente sono degli sviluppi del giocatore che è in guida, e poi Oliveri, che è il quarto a sinistra, che tra l'altro non ci sarà contro il Catania perché è squalificato, è l'unico giocatore nella zona opposta, quindi la zona opposta rispetto a dove si trova il pallone. In questo caso si va a creare un 2 contro 1 e per Capomaggio è molto semplice poi trovare la via del gol. Questa è una situazione che non è singola, ma la vediamo anche qui, dove la pressione è alta e molto densa in zona palla del Foggia contro il Siracusa. Il Siracusa qui in maniera un pochettino anche casuale e fortunosa riesce a uscire dalla pressione, però vedi su questo sviluppo tanti giocatori, di cui il terzino e il centrale che vanno in pressione, Rizzo che è l'altro difensore centrale guarda solamente la palla.
si disinteressa quasi completamente di quello che c'è alle sue spalle, e qui su un cross, su un campiogioco, su un traversone, chiamiamolo come vogliamo, è facile per il giocatore del Siracusa trovare il gol. Andiamo a vedere appunto, esatto, facciamo subito il contraltare, no? Quello che succede in casa Catania. Lo switch, diciamo, della formazione, quindi in questo caso vediamo quello che succede in casa Catania, vediamo una situazione dove già qui il campo, diciamo, non permetteva grandissimo equilibrio, soprattutto nella stabilità della corsa. Qui vediamo attenzione, diciamo, sul lato debole, perché si crea un 2 contro 3, però in questo caso è bravo Pieraccini a limitare anche la possibilità del cross, è bravissimo poi Di Tacchio, così come Quaini, a andare a inglobarsi in quella zona e a creare comunque una parità numerica che non permette all'Atalanta di trovare sbocchi, se non quello del tiro in porta. È quello che dicevamo, no? Delle caratteristiche che poi avvengono durante le partite, no? Delle situazioni tattiche che avvengono durante le partite, che però poi ovviamente definiscono la differenza fra una squadra e l'altra. Assolutamente, il Catania ha interpretato benissimo la partita contro l'Atalanta, che come ho detto prima aveva degli ottimi giocatori, soprattutto lì davanti con Vavassori e Cortinovis, degli ottimi giocatori. Il Catania è stato bravo a limitare, diciamo, le caratteristiche di questi giocatori, altrimenti avrebbero potuto fare veramente male alla squadra etnea. Ed è così, d'altronde l'abbiamo visto e ne abbiamo parlato, no? Delle caratteristiche dell'Atalanta prima della gara piovosa del Massimino, l'ultima del 2025 di cui stiamo rivedendo le immagini e che ha portato il Catania a chiudere con il titolo d'inverno, seppur in coabitazione. Ci fermiamo allora noi per la prima parte di questa nostra trasmissione, ritorniamo fra pochissimo con i messaggi da casa, parleremo anche di mercato, ci collegheremo con Foggia per sapere le ultime sull'avversaria del Catania, tutto ovviamente per proiettarvi al meglio verso la partita che Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro, in esclusiva domenica a partire dalle 11:30, il primo collegamento. Ci vediamo fra poco, intanto con la seconda parte di preview. Di nuovo in studio, seconda parte della nostra preview. Abbiamo un po' incominciato a discutere della partita che attende il Catania con il Foggia, ma sono ore importanti anche per quanto riguarda il mercato dei rossazzurri. Mi dice Anna che ci sono anche le domande che arrivano da casa. Sentiamo, Anna, a te. Ciao a tutti e complimenti, perché le notizie che date qui sono sempre vere, mai forzate, comprese le formazioni. E Marco, tu ultimamente le hai azzeccate. No, vabbè, basta, lasciamo stare. Vorrei capire se oltre Bruzzaniti ci sono altri colpi di mercato pronti per il Catania. Per Marco, quando la società proverà a chiudere per il centrocampista che sostituisce Aloi? È in difesa, Miceli lo insughiamo ancora? Ma è vero che c'è un esterno sinistro nel mirino? Bruzzaniti è un omologo di Cicerelli o può fare anche altro? Allora, un po' lunghe, varie domande. Allora, Bruzzaniti è un omologo di Cicerelli e Ermanno, rispondi tu, poi vado io sulla. Dico, somiglia a Cicerelli, però è un giocatore diverso perché in realtà nasce come una seconda punta, che ama anche giocare da esterno largo, mentre Cicerelli, l'abbiamo visto soprattutto nella prima parte a Catania, è un giocatore che come ha fatto benissimo a Terni lo scorso anno, parte invece molto di più nella zona laterale, nella zona esterna, quasi con i piedi sulla linea, come si chiedeva come chiedevano una volta gli allenatori, e poi rientra tanto dentro il campo. Mentre Bruzzaniti, diciamo che ama invece in qualche modo giocare intorno a un attaccante vero. Perché vi faccio anche questa domanda, perché questa la faccio anche a Fabio. Con Bruzzaniti c'è la possibilità, secondo te, che il Catania possa adottare anche un nuovo sistema che poi alla fine è molto simile a quello che fa attualmente, cioè 1-2 davanti invece che 2-1, cioè Bruzzaniti dietro le due punte? Sì, ti rispondo dicendo che già con Cicirelli speravo di vedere un Catania con uno schieramento lì davanti 1-2, perché penso che il giocatore davanti ai difensori avversari possa far male, soprattutto quando c'è un giocatore di qualità come in questo caso Cicirelli o Bruzzaniti. Cosa voglio dire con questo? Che non è facile trovare in Serie C oggi dei giocatori, dei difensori
capaci di gestire quando il giocatore arriva tra le due linee. Tra le due linee. Quindi Oppure di ritrovarsi magari due punte di un certo tipo, sto ipotizzando Rolfini e Forte, Rolfini e Caturano per esempio, magari contemporaneamente in campo. Non ti nascondo che mi piacerebbe vedere anche Forte e Caturano. Forte e Caturano assolutamente, con in questo Diciamo caso però che Bruzzaniti consente di fare le punte. Ok, non che Citelli lo consentisse, No, però no, è un'opzione sotto questo punto di vista che si può fare? Si potrebbe fare, ma secondo me non vedremo. Non vedremo, resterà 2-1. Sì, resterà 2-1 anche perché il Pineto comunque giocava a 3 davanti e lui lavorava come esterno a sinistra o alle volte esterno a destra, quindi secondo me mantiene quell'iter tattico. Secondo me cambia qualcosina, ma l'abbiamo visto anche contro l'Atalanta Under 23, quando mette Rolfini, perché secondo me è difficile vedere Forte e Caturano insieme, non mi piaccia come idea, però penso che pensiero, ci mancherebbe, come peso secondo me poi soprattutto a livello della pressione difficile che lo vedremo se non in casi estremi, però già quando mette Rolfini in campo capita spesso di vedere il tre quarti qualche volta d'ausilio, qualche volta Jimenez, e Rolfini e Caturano molto più vicini e più alti rispetto a quando gioca con Lunetta o Jimenez. Diciamo che è un'opzione che ci vogliamo per dare. il semplice discorso che, ti ripeto, non è facile trovare oggi dei difensori che sono capaci di andare a prendere l'uomo tra le due linee. Assolutamente. Quella zona quindi lì se fai quel movimento lo fai bene, va in difficoltà la squadra, assolutamente. Ritorniamo a qualche domanda che ci hanno fatto i telespettatori. Su Bruzzaniti sì, certamente ci dobbiamo aspettare qualcosa anche d'altro dopo. Su Bruzzaniti ve lo diciamo da qualche giorno, da ieri a Catania. Oggi ha completato le visite mediche, si aspetta e si attende per il tesseramento e poi per l'eventuale convocazione per la partita di Foggia. Per il resto vi abbiamo già detto tutto, sapete già tutto, 3 anni e mezzo il contratto, un'operazione totale compresi i bonus per Calciatore e Pineto che arrivano anche fino ai pressappoco a sfiorare i 500.000 euro, e poi D'Andrea che in un'operazione completamente slegata diventerebbe di proprietà del Pineto per una cifra che si aggira attorno ai 70.000 euro. Ci chiedevate anche dei centrocampisti. Allora, il nome che resta in cima alla lista per il momento è quello di Giabua, lo sappiamo, Avellino però di proprietà dell'Atalanta, sappiamo anche benissimo, lo sappiamo anche da quello che succede in Serie A, che l'Atalanta è una bottega costosa, diciamo, non è che è lì per regalare, però il Catania dovrebbe incontrare la dirigenza dell'Atalanta nella prossima settimana, capire un po' qual è la situazione. Chiaramente ci sono delle alternative in piedi e vi dico che l'alternativa numero 2 in questo caso al momento sarebbe Vallocchia della Ternana. Questa è l'ipotesi per quanto riguarda il centrocampo. Ci chiedevate, mi sembra, anche di Miceli. Miceli è l'alternativa certamente per la difesa, ricordiamoci che è la terza opzione per il Catania la difesa, chiaramente perché il ruolo è già comunque coperto, ok? Miceli è un giocatore che vuole venire al Catania, il problema è che cosa pensa il Monopoli. Il Monopoli non sembra tanto intenzionato a cedere il giocatore. Per quelli tempi un po' si restringono su Miceli. Il Catania non può permettersi di aspettare tantissimo nell'eventualità. Chiaramente anche in questo caso ci sono delle opzioni. Dovrebbe uscire Martic. Chiaramente Martic ha delle squadre che hanno manifestato interesse. Ci risulta il Gubbio, il Lecco, ma anche il Pro Patria, però chiaramente sono realtà che poi potrebbero diventare ancora più evidenti durante il corso del mercato. Ermanno, scusami, volevi intervenire? Mi ricordo quando si parlava di Miceli quest'estate ad agosto, soprattutto nell'ultima settimana, il DS del Monopoli fu abbastanza categorico dicendo che Miceli è una colonna importante, un pilastro importante e non si muoveva da lì. C'è da dire anche che poi bisogna vedere, Bruzzaniti 3 anni e mezzo ci può stare perché è un ragazzo del 2000, 25 anni, quindi 30, anche, ho capito dove vuoi arrivare. Anche in prospetto futuro Miceli potrebbe essere un colpo, sicuramente un colpo che ti alza la qualità della tecnica, difesa di questa stagione. Media, però alza anche la media età perché è un giocatore che a Catania c'era, però nel 2008-2009 faceva la primavera, quindi diciamo che sono passati parecchi anni, sicuramente è un giocatore di qualità, devi vedere anche con che prospetto puoi andare a prendere un giocatore del genere. Sull'esterno di sinistra vi abbiamo già detto a inizio trasmissione, è un'ipotesi, mi pare che ci chiedevate anche questo, è un'ipotesi sì, però è un'ipotesi che chiaramente può prendere piede nella fase finale probabilmente del
del mercato, perché chiaramente lì bisogna veramente liberare un posto in lista e probabilmente nella zona dei trequartisti, ma chiaramente questa è una cosa che dovrebbe entrare, se entrerà nel vivo, nella parte finale del mercato di riparazione, un tempo si chiamava così, nel mercato di gennaio. Andiamo adesso di nuovo, anzi torno da Ermanno, perché voglio far vedere ancora, facciamo il solito switch, no? Ermanno, su questa volta i filtranti, come certe volte sorprendono la difesa del Foggia, vedremo il Foggia schierato col 4-3-3, mentre in caso del Catania certe volte le squadre ci provano, ma il Catania risponde in che modo? Ce lo dici tu con le prossime due clip. Sì, nelle clip vedremo differenza un po' tra Foggia e Catania, vedremo come il Foggia molte volte, soprattutto i centrali del Foggia, che sono per lo più Rizzo e Minelli, rompano la linea, quindi spaccano questa linea a 4 e rompendo la linea ovviamente lasciano dello spazio alle spalle, che è lo spazio di profondità, che se attaccato in maniera corretta con un filtrante può tagliare fuori completamente quella che è la linea di pressione e portare a tu per tu col portiere. Vediamo esattamente dalla clip video, in questo caso vediamo Minelli che esce in pressione, quindi spezza la linea, rompe la linea. In questo caso però è brava gli altri tre giocatori, il resto della linea, a salire a comprendere questo movimento, quindi lasciando in fuori gioco il giocatore per cui era indirizzato il filtrante che poi arriva in maniera anche secondo me fortuita nei piedi poi del quinto del Monopoli e non si struttura niente. Però questa potrebbe essere una soluzione che secondo me Toscano, lavorando con i trequartisti, potrebbe sfruttare attaccando poi il filtrante per la punta, che potrebbe essere forte, certamente qui vediamo invece Rizzo che si fa trarre completamente in maniera sbagliata dal pallone e spacca completamente la linea. Questo crea tanto spazio alle sue spalle. Qua è bravo il Siracusa a comprendere questa situazione, passaggio filtrante che manda verso la porta l'attaccante e poi non riesce nella conclusione. Comunque una conclusione debole. La sensazione appunto che sia che ci ha fatto vedere questa posizione del centrale difensivo, di uno dei due centrali difensivi che spesso va verso il pallone, magari lascia libero gli spazi. Spaccano tanto la linea, sono dei giocatori diciamo non fenomenali, bravi in alcuni casi nella marcatura, bravi nel mantenere il reparto, però sono dei giocatori anche molto strutturati, certo. E spesso, soprattutto quando fanno quei 2-3 appoggi in avanti per andare a recuperare un pallone o perché pensano, come in questo caso Rizzo, di poter andare a riconquistare palla, alle volte lo fanno in maniera quasi avventata e questo potrebbe alzare o aumentare la pericolosità dell'attacco avversario. Ritorna il discorso del giocatore dietro le due linee. Ecco. Esatto. Assolutamente. Nel caso sono due. Perché il difensore lo segue fino a un certo punto, poi diciamo che è compito del centrocampista andare a marcare, ma non sempre, ovviamente non c'è l'esperienza anche nel fare questo e tante volte vanno in difficoltà perché poi l'uomo che va a ricevere palla si ritrova da solo con le punte che vanno praticamente ad attaccare la profondità e il Catania lo fa benissimo questo gioco qua. Sì, soprattutto con forte lo fanno, si è trovato molto, soprattutto mi ricordo a Potenza, 2 o 3 volte l'hanno fatto con qualità. Fra poco torneremo a parlare anche del Foggia più da vicino, collegandoci con un giornalista di Foggia che ci dirà chiaramente anche le ultime. Intanto io vado da Anna perché ci saranno sicuramente altri messaggi. Anna, a te. Ci chiedono chi gioca, Rolfini o D'Ausilio? Per Ermanno, il messicano. Può servire un centrocampista di qualità o meglio un mediano come Quaini o Di Tacchio che sia solo una vera alternativa a loro? Ciao Anna e un saluto a tutto lo studio. Quaini è secondo me il giocatore simbolo del Catania di Pelligra, utile per chiunque. Ancora per Marco, la formazione dalla prima. Buon anno a tutti voi dallo studio da Ignazio 50. Con Torre del Grifo ci sono novità e quali calciatori tratta il Catania oltre a Bruzzaniti che è già a Catania? Allora, di questo abbiamo già risposto. Il Torre del Grifo dovrebbe essere entro la fine di gennaio depositato il saldo finale per poi dare la possibilità al Catania di entrare nella sua casa. Poi chiaramente sarà una scelta anche da parte del
dello staff e della squadra decidere se andare direttamente subito a Torre del Grifo, perché ci vogliono dei tempi ovviamente per rimettere in sesti 2 campi in erba naturale, oppure se concludere la stagione fra Massimino e Cibalino, ma chiaramente questo si verificherà poi nel tempo. Dei giocatori vi abbiamo già detto, oltre Bruzzaniti ce ne sono un po' che potrebbero entrare in casa Catania. Volevo rispondere da messicano, parola vera, volevo rispondere un pochettino alla domanda. Secondo me il Catania, qualora dovesse andare a ricercare un centrocampista, ricerca un centrocampista, prima parlavi di Gibua, sì. Ma come lui anche altri che ho visto, altri nomi, che sono dei centrocampisti non tanto di qualità, come per esempio Fabio prima parlavi di Panada, che è un regista vero e proprio. Diciamo che il Catania secondo me invece, ma proprio per ordine dell'allenatore, cerca dei giocatori che siano più dei giocatori di quantità, che sappiano fare tanto il lavoro sporco, tanto il lavoro di quantità, che sappiano recuperare palloni e poi darli con qualità, anche se possibile, a quelli che è il lavoro di rifinitura dei trequartisti. Quindi secondo me sicuramente parlavano di Quaini, parlavano di Di Tacchio, che hanno messo anche nella top 11. Corbari, però già Corbari è diverso e secondo me proprio le sue differenze tattiche e tecniche non lo accentrano nel progetto, mentre Aloi poteva essere invece un qualcosa di diverso, sì, una variabile diversa. Però anche Aloi è un giocatore che nelle sue caratteristiche ha tanta quantità. Per cui la risposta garra, è secondo te che sarà un giocatore simile a Di Tacchio e Quaini? Secondo me sì, e Gibua fa questo, l'ha fatto con l'Atalanta, l'ha fatto con l'Avellino, lo fa anche in nazionale Under 21 quando veniva chiamato, e secondo me il principio è mantenere questa forma mentis, ecco. Ti posso dire uno dei giocatori più forti che ho visto a Catania è il Leone della Juve Stabia. Leone, di questo si è parlato. L'anno scorso quando hanno vinto il campionato è stato uno dei migliori centrocampisti della stagione, assolutamente. Il problema ed è giovane. Il problema però è portarlo dalla Serie B, dove sta giocando con continuità, portarlo in Serie C, fargli sposare il progetto. Non penso, soprattutto il Catania, parlavi prima di Torre del Grifo, comunque qualche costo da qui a fine anno ce l'ha. Difficile. Parlavano l'anno scorso di Buio, che comunque anche come caratteristiche tecnico-tattiche è molto simile a Quaini o a Di Tacchio. E lì poteva entrare Quaini, ne abbiamo parlato più volte nelle prime puntate di questa possibilità. Poi Quaini è rimasto qui e appunto vedevo anche il messaggio, leggevo anche il messaggio di un giocatore che risulta utile veramente, si diceva, un tempo per tutte le ruote. Assolutamente, perché mi ricordo nei primi anni di Catania faceva anche il difensore centrale. E quindi l'ha fatto bene. Poi c'è stato un periodo che magari era stato estromesso per ragioni X, però poi dopo ha dimostrato sul campo di meritare la maglia da titolare. Oggi è un giocatore importantissimo per il Catania. Un po' come Celli, no? Erano quelli portati da Tabbiani che si sono dovuti reinventare nel corso. Celli Lucarelli e Tabbiani erano arrivati comunque sempre da altri ordinamenti tattici. Esatto, e da anche altri allenatori. Non so se abbiamo collegato, chiedo alla regia se abbiamo collegato il collega di Foggia, e allora restiamo ancora invece sulle situazioni tattiche, perché io voglio vedere invece l'altra parte legata ai filtranti, perché abbiamo visto l'aspetto Foggia, ma vediamo il Catania. Anche qui nota le differenze, no? Per la serie nota le differenze. Nota le differenze, soprattutto nota anche un pochettino l'attenzione, no? Nell'evitare alcuni pericoli, nel muoversi con i tempi giusti. Infatti nel taglio video numero 4 andremo a vedere proprio intanto il blocco classico difensivo del Catania molto basso, e poi la bravura di Pieraccini nel leggere prima la situazione, nell'anticipare il movimento dell'avversario. Qua vediamo proprio il blocco del Catania molto basso per difendere la porta. Fabio prima parlava di Vavassori, ma è un giocatore che è balzato agli occhi di tutti. Bravo qua Pieraccini a non farsi tagliare fuori da questo filtrante, e poi il Catania sempre molto basso, attento anche nelle marcature. Lì diciamo che lascia come unica possibilità di pericolo solamente quello che è il tiro da fuori, o quasi, quindi dove lo specchio della porta, quello che vede l'attaccante, è veramente limitato, quindi fare gol è difficile, soprattutto con Undini in queste condizioni. In queste condizioni è chiaro, perché poi alla fine quando riesci magari ad arrivare in una zona di campo e ti ritrovi magari o il portiere o l'altro difensore, l'esterno, che riesce a coprire,
tutto diventa più difficile per le squadre avversarie, no? Si può fare un errore, ma magari non due. Io penso che una delle forze, dei punti più importanti del Catania di quest'anno sia il gruppo. Io vedo un gruppo abbastanza coeso, unito, che comunque anche chi subentra ha sposato, diciamo, il progetto dell'allenatore, della società. Questo ha permesso fino ad oggi di ottenere i risultati, di stare lì primi in classifica. Stare primi in classifica come il Catania. Siete primi in classifica anche voi, per noi torniamo da Anna per leggere altri messaggi che arrivano da casa. Anna. Antonio64 ci scrive: buon pomeriggio, auguri. Ho notato che non si parla del rinnovo di Quaini essendo in scadenza. Sapete dirmi qualcosa a riguardo? Buon pomeriggio a tutti e buon anno. Ripartiamo più forti di prima per arrivare in quella seconda lettera dell'alfabeto che meritiamo. Da Ciccio74. Buongiorno, come mai non è stato inserito Luperini in mancanza di centrocampisti? Poi ci chiedono se Bruzzaniti domenica giocherà. E ancora, speriamo di vincere con una buona prestazione di squadra. Forza Catania. Allora, su Bruzzaniti vi abbiamo già detto, ovviamente siamo in attesa di avere tesseramento, ufficializzazione ed eventuale convocazione. Nel caso dovrebbe, credo, andare in panchina, nel caso dovesse esserci. Io penso che Toscano in ogni caso non stravolgerà l'assetto tattico assolutamente, per cui se dovesse essere, diciamo, un positivo, ci dovesse essere l'ok per portare Bruzzaniti a Foggia, penso che partirà dalla panchina assolutamente. E questo per quanto riguarda Bruzzaniti. Su Luperini non rientra nelle idee in questo momento del Catania, perché chiaramente un altro giocatore che dovrebbe eventualmente salutare. Anche perché fino ad oggi non ha fatto una gara, per cui diventa ancora più difficile, diciamo, poi integrarsi nel gruppo. Penso che Toscano lascerà questa come intelaiatura e poi inserirà Bruzzaniti e qualche altro giocatore, in questo caso un difensore se dovesse arrivare, ma penso che partiranno sempre dalla panchina. Perché comunque, mi ripeto, l'intelaiatura del Catania è già importante adesso. E questo è certamente un dato di fatto. Ovviamente su Quaini è un giocatore che chiaramente il Catania sta valutando. A me risulta che ci sia un prolungamento sicuramente di un anno per il giocatore, per il centrocampista del Catania. Chiaramente stiamo parlando di un giocatore che veramente, come abbiamo detto, fino ad ora ha dato tanto a questa squadra. Ciò non toglie che il Catania possa anche averci dentro casa il giocatore che può far fare il salto di qualità, di categoria. Io spero sempre in Caturano, ad essere sincero. Vedremo. Anche Caturano chiaramente andrà giudicato sicuramente dopo, alla fine di tutto il percorso, ovviamente. Però l'atteggiamento è positivo, Marco, perché comunque un giocatore come Caturano, comunque di esperienza, che l'anno scorso è stato anche capocannoniere, arrivare a Catania e sposare il discorso di partire dalla panchina, non giocare, anche quando entra non è un giocatore, sai, tante volte ci sono quei giocatori che subentrano e magari hanno un pochettino l'aria del giocatore che si sente superiore. Caturano no, mi ha dato un'impressione positiva. E ci sta. E Sì. alla fine, questo sì, però chiaramente ovvio, i tifosi vogliono vedere i gol. Questo è normale. Per l'attaccante parlano soltanto i gol. Parlano i gol. Ma anche lì bisognerà capire, ovviamente. Fino ad ora è chiaro, quello che si può dire certo non è positivo rispetto a quello che Caturano prometteva, considerando i gol che ha fatto fino ad ora. Però stiamo parlando di un'alta metà di stagione da giocare. Ma poi ricordiamoci che comunque anche la Serie C non è un campionato facile, non giocare con tanta continuità non è facilissimo, avere davanti un giocatore come Forte che sta facendo veramente bene e che ti dà anche, secondo me, quello che si dice l'ossigeno, soprattutto nella fase di non possesso, non è facile da imitare. E comunque ricordiamoci che è vero che Caturano non ha fatto gol nelle ultime prestazioni, ma è anche vero che
guardando un pochettino più lontano da casa nostra, anche inglese, è da quasi 2-3 mesetti che non trova la via del gol, ed è un giocatore che non siamo noi a dire che sia forte, che abbia qualità, quindi non sono giocatori scarsi. Nel frattempo, delle è riesploso periodi. forte, no? Perché poi Sì. bisogna anche dire di giocatori che magari arrivavano in secondo piano rispetto a Caturano, come poteva essere forte, e invece sta incidendo tantissimo. Andiamo dal collega Tiziano Enrichiello di Foggia TV. Ciao Tiziano, buon pomeriggio, buon anno anche a te. Dacci un po' le indicazioni di quello che il Catania troverà allo Zaccheria in casa del Foggia, situazione al momento. Grazie, buonasera a voi, buonasera, grazie per l'invito e buon anno soprattutto a tutti voi, oltre che buon lavoro. Sì, inizia questo nuovo anno, inizia il girone di ritorno del campionato, il Foggia arriva con più fiducia rispetto al passato, perché gli ultimi risultati positivi, ma anche la bella prestazione di Salerno, Sì, che meritava sicuramente qualcosa in più in termini di risultato. Insomma, abbiamo visto tutti la partita, Foggia probabilmente meritava di portar via almeno un punto dalla Rechi di Salerno. Diciamo, questi risultati positivi che hanno riportato un po' di fiducia e di autostima in più nei calciatori di Enrico Barillari che sta facendo un grande lavoro da quando è sulla panchina dei rossoneri, è riuscito a trovare la quadra giusta, addirittura un 4-3-3 che con Delio Rossi non avevamo neanche minimamente l'idea si potesse fare, invece il tecnico ligure ha modificato completamente l'assetto in campo, e insomma è un Foggia diverso, quello che sicuramente va in campo contro il Catania. Bisognerà vedere come reagiranno i rossoneri dopo la pausa invernale. Sappiamo tutti che il ritorno in campo dopo le festività è sempre un terno al lotto. È un Foggia che ritrova Peterman nel gruppo. Peterman è tornato a lavorare dopo mesi in cui ha recuperato da un infortunio piuttosto serio. Peterman dovrebbe inizialmente partire dalla panchina, almeno queste sono le indicazioni che abbiamo, ma una gara in corso potrebbe sicuramente essere sul rettangolo di gioco. Mancheranno Olivieri e Pazienza, che sono appiedati per un turno dal giudice sportivo, sono squalificati entrambi. Foggia che non ha neanche Panico, perché come saprete dalle ultime notizie Panico è in partenza per Giuliano, è stata quasi definita la cessione dell'esterno sinistro d'attacco alla società giallo-blu, così come a Foggia è in arrivo Luca Nocerino, esterno sinistro d'attacco dal Campobasso, ex Turris, un calciatore che nonostante la sua giovane età comunque già molta esperienza in categoria. È un Foggia comunque che è un cantiere aperto, perché sì, con l'apertura del mercato Tiziano, che appunto, infatti volevo sì, chiederti sì. proprio questo, in corrispondenza di questa possibile vicina cessione di Panico, chi potrebbe giocare sulla sinistra e poi come magari può regolare il centrocampo, visto appunto tutte le notizie che ci davi prima, soprattutto su Pazienza e gli altri. Allora, sicuramente a sinistra c'è il problema più grande è a sinistra, dicevi bene. Due sono le ipotesi al vaglio del tecnico, ossia Morello a destra, Buttaro spostato centrale con con Minelli, scusatemi, e a sinistra Rizzo, che tornerebbe nel suo ruolo naturale. Dovesse rimanere Rizzo insieme a Minelli centrali, Buttaro a destra, potrebbe essere Morello dirottato a sinistra, Morelli dirottato a sinistra dello schieramento, quindi teoricamente potrebbe essere Perucchini tra i pali, Buttaro, Rizzo, Minelli e Morelli, la coppia, i quattro di difesa, oppure come dicevo Rizzo dirottato a sinistra e Morelli a destra con Buttaro a far coppia centrale con Minelli. A centrocampo
Garofalo e Oliva sicuri del posto insieme a Castorri, che è rientrato benissimo contro la Salernitana, facendo anche il suo primo gol in maglia rossonera. Quindi questo dovrebbe essere il centrocampo iniziale dei rossoneri. In avanti probabile il Winkelmann e D'Amico esterni con Fossati punta centrale. Questo in grandi linee potrebbe essere lo schieramento di domenica pomeriggio all'ora di pranzo contro il Catania. Grazie Tiziano, un saluto, ci vediamo sicuramente alla prossima e buon anno di nuovo anche a te. Grazie, buon anno a voi e grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Allora io ritorno in studio perché ritorno da Ermanno per fare vedere ancora nuovamente, parliamo del Foggia, perché chiaramente ci sono delle caratteristiche particolari per quanto riguarda la difesa del Foggia. Le abbiamo evidenziate nelle prossime due clip. Innanzitutto le marcature a uomo, perché è vero il 4-3-3, ma poi abbiamo visto spesso e volentieri che sono andati a finire uomo su uomo, come succede spesso nel calcio moderno, e poi certe volte un vero muro organizzato dalla difesa del Foggia. Sì, diciamo soprattutto le marcature a uomo non sono delle marcature a uomo a tutto campo come possibilmente le adotta Toscano con i suoi, sono delle marcature a uomo soprattutto nei momenti dove ci sono dei cross, quindi negli ultimi 16-20 metri. In quel caso allora il difensore si attacca in maniera anche proprio fisica all'avversario e diciamo lì comincia quella che è la marcatura uomo vera e propria. Vediamo proprio dalla clip video come in alcune situazioni, qua vediamo sempre il blocco anche qui molto basso, vediamo addirittura 11 giocatori dietro la linea della palla e 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Qui riesce bene l'esterno del Monopoli a uscire dalla pressione, vediamo sia Buttaro che Staver che erano in questo caso i due centrali nella marcatura uomo, quindi ognuno con il proprio riferimento, però vedi qua poi sul cross diciamo che Staver si fa ingolosire quasi dalla palla, non vede più l'avversario e si fa tagliare fuori, e qua trova il gol il Monopoli. Altra situazione è questa dove c'è questa marcatura uomo stretta sia di Minelli che di Rizzo che di Oliveri, però vedi qua Oliveri si stacca un po' troppo dall'avversario, l'avversario è bravo in questo caso a smarcarsi, guarda solamente il pallone e su una deviazione non è lui ad arrivare ma è Capomaggio a trovare il 2-1. Quindi su queste situazioni il Catania potrebbe essere anche bravo, soprattutto conoscendo le abilità di Forte o anche ti direi, perché la butto lì, secondo me potrebbe essere la partita di Caturano, perché conosce un pochettino quella zona quella zona d'Italia, la conosce bene, potrebbe essere il suo campo, perché in quegli spazi stretti sui cross potrebbe far male sia a Rizzo che a Minelli o a Buttaro se dovesse giocare lui come centrale. Questa è un'opzione, diciamo, di Caturano, no Fabio? Perché poi alla fine, giustamente Ermanno diceva, questa può essere una caratteristica, è una squadra che potrebbe risvegliare le doti di goleador di Caturano. Assolutamente, perché se Caturano è arrivato a Catania perché comunque se l'è meritato a suon di gol, perché quando si parla di attaccanti quello che fa la differenza è sempre il gol, assolutamente, perché un attaccante può stare anche 90 minuti senza toccare palla, ne tocca una, è 1-0 e a casa ti porti i 3 punti, per cui sì, è vero, per Caturano questa potrebbe essere una delle partite diciamo per sbloccarsi e ritornare a dare diciamo quella qualità di cui il Catania ha bisogno, assolutamente. Per quanto riguarda, mi volevo collegare a una cosa che ha detto Ermanno, i difensori che guardano la palla, purtroppo è uno degli errori che fanno un po' tutti, e non soltanto in Serie C, perché guardano soltanto la palla e si perdono, una caratteristica, e si perdono praticamente l'attaccante in questo caso, per cui ma lo fanno anche in categorie anche io quando gioco il venerdì pomeriggio con gli amici. Però tu sei giustificato. Vabbè, certo, in quel caso sì, non è normale. Diciamo che sono delle cose. Il difensore deve sia guardare la palla ma non perdersi ovviamente l'avversario, altrimenti... Questo per esempio di Gennaro secondo me fa il masterclass su questa cosa, perché quando lo vedo marcare, soprattutto in situazioni proprio di area di rigore, si pone col corpo molto bene e riesce a guardare con
con È un po' capacità la non- differenza, no, che definiamo fra alcuni tipi di difensori e Catania, alcuni il Catania in altri. questo senso ha raggiunto una bella quadra, perché ti posso dire che anche porto l'esempio di Allegretto, no? Che non ha fatto tantissime partite quest'anno, però quelle che ha fatto ultimamente da titolare le ha fatte bene, ma questo anche grazie ai compagni di reparto. Chiaro. Perché non avendo, diciamo, la condizione fisica in una partita come quella con l'Atalanta, dove il campo è pesantissimo, quindi pioggia, terreno fangoso, non è facile giocare assolutamente quando non hai i 90 minuti sulle gambe. Quindi se vieni supportato dai compagni di reparto è tutto più semplice. Di Gennaro, Assolutamente. fa parentesi, lo ricordavi prima tu Ermanno, che poi è stato anche protagonista, lo ricorderete nella partita dell'anno scorso a Foggia, era ottobre, inizio anno sportivo nel Catania, che pareggiò 2-2 proprio con un gol all'ultimo di Gennaro. Ma ne parleremo anche dei precedenti a Foggia. Adesso voglio vedere questa muraglia pugliese, caro Ermanno, e poi dopo ci fermiamo. Sì, perché gli 11 di Barillari diciamo che non brillano per spettacolarità, soprattutto offensiva, però sono molto, molto pratici e molto cinici, soprattutto quando passano in vantaggio o in caso come la partita potrebbe essere di domenica, se dovesse mantenersi per tanto tempo su una situazione di parità, potremmo vedere anche una partita di quelle da Serie C, quindi lenta d'attesa o di ripartenza, con grande perdita di tempo, poco tempo effettivo giocato, però anche lì bisogna vedere anche un po' come si pone il Foggia. Lo vediamo proprio da questa clip. Qui l'ha fatto con la Salernitana, vediamo tutte le situazioni, no, che si vengono a creare, vediamo l'alta densità in zona palla, le marcature strette e vigorose dentro area, i giocatori liberi sul lato debole, quindi quelle caratteristiche che abbiamo visto prima, però vedi quante maglie bianche ci sono a difendere la porta. C'è una situazione, qua vediamo Rizzo nuovamente perdere la marcatura, ma all'inizio dell'azione addirittura ci sono 11 giocatori dietro la linea della palla. Qua ve li faccio vedere tutti, perché qua col Cosenza manca uno, quello che è rimasto indietro, quello che è rimasto forse era D'Amico, che diciamo non ama tanto difendere, però vedi tutti i giocatori sono tutti in area in questo dentro momento. area, e guarda poi come ti vanno a creare questa, cioè si buttano proprio sul pallone, creano altissima densità cioè cercano di in qualsiasi modo limitare quella che è la possibilità di attacco avversario. Qui col Cosenza, io partita che ho visto, dopo 15-20 minuti dal pareggio del Cosenza, è stata una partita poi per lo più ingiocabile, tra perdite di tempo e FVS. Per cui Catania che anche qui deve avere l'approccio giusto che ha dimostrato di avere nelle ultime partite. Soprattutto l'approccio giusto, soprattutto partire forte e in qualche modo non solo mettere paura, ma mettere sotto l'avversario e poi gestirla, perché in questi campi del genere, soprattutto lo Zaccheria lo conosciamo, sono dei campi, dopo lo vedremo con i precedenti, campi dove il Catania ha sempre fatto fatica, sono dei campi caldi. E noi ci fermiamo invece perché andiamo a fare una piccola pausa, ci ritroviamo fra pochissimo con la terza parte di preview, ancora analisi tattica, qualche indicazione nuovamente che vi daremo poi alla fine sulle formazioni. Ci vediamo fra poco. Eccoci qua, terza parte della nostra preview. Si sorride in studio perché voi non lo sapete, poi nel fuori onda si discute spesso e volentieri su quello che stiamo facendo in onda, ma soprattutto su quello che dobbiamo fare. Non sempre è tutto facile come quello che vedete poi in diretta. A proposito, non è nemmeno così tanto facile come al solito, l'abbiamo detto, in casa Siracusa. Io voglio andare dal nostro Marco Petrolito perché chiaramente le indicazioni che arrivano non sono delle più incoraggianti. Innanzitutto ovviamente il deferimento, Marco, per cui la possibilità della penalizzazione, insomma quella bellissima vista che ci fai come al solito vedere tu, in questo caso veramente splendida, di Siracusa, vede però oltre quel cielo sereno tante nubi per quanto riguarda questa squadra e forse anche questa società. Ciao Marco, buon anno anche a te. Sì, buon pomeriggio Marco, ben ritrovati, buon anno anche a voi da Siracusa. Siamo in Ortigia, il sole che splende, però non splende ecco sulla società, sulla squadra, dopo che nei giorni scorsi è arrivato il deferimento di cui vi racconterò a breve. Siracusa che nel frattempo è tornato in campo ad allenarsi dalla scorsa settimana, lavorando anche nel giorno di Capodanno in vista del difficilissimo impegno casalingo, quello del De Simone di domenica con la Salernitana. Si giocherà alle 14:30, la squadra naturalmente sarà chiamata a dare continuità alla vittoria con il Trapani, anche se a tenere banco sono soprattutto le vicende extra calcistiche di cui dicevi, che stanno coinvolgendo da qualche settimana a questa parte
sodalizio del presidente Ricci, che è stato deferito proprio negli ultimi giorni del 2025 per il mancato pagamento degli stipendi e dei contributi. Elemento questo che potrebbe avere delle ripercussioni anche in sede di calciomercato, visto che c'è la possibilità che qualsiasi movimento sia in entrata che in uscita, ma soprattutto in entrata, appunto, possa essere legato esclusivamente a delle eventuali cessioni, in virtù appunto della posizione irregolare del club, che ne comporterebbe l'impossibilità di operare in entrata. Numerose sono le voci di mercato delle ultime ore, alcune sono date in chiusura, riguardano l'interessamento di diversi giocatori azzurri, su tutti quelli di Rasin Ba, che nelle ultime ore è stato acquistato prima alla Salernitana, poi al Cosenza, ma anche di Giuseppe Guadagni, l'esterno d'attacco, che questa mattina ha salutato dopo aver raggiunto un accordo con il Picerno. Proprio in relazione a Ba, uno dei giocatori più in forma, forse il migliore della Siracusa nelle ultime gare, che stava guadagnandosi a son di gol di prestazioni, giudizi lusinghieri da parte di tutte le società. In queste ultime ore il centrocampista senegalese non si è allenato e dunque è probabile che non figurerà nell'elenco dei convocati in vista della gara di domenica, e al suo posto dovrebbe trovare spazio Gudelivičius. Inutile dire naturalmente che mister Turati si augura che la società possa riuscire a trattenere quanti più giocatori possibile, o comunque la maggior parte dei giocatori dell'attuale rosa, in virtù del lavoro che è stato svolto sinora e dei buoni risultati delle ultime gare, dopo un inizio di stagione che, lo ricordiamo, non era stato semplice, ma che adesso vede Siracusa a quota 18 punti al termine del girone d'andata, a ridosso della zona salvezza. Allora Marco, andiamo a fare un po' il quadro in questo dipinto così complicato che ci hai fatto, legato appunto a quello che sta succedendo extracampo, che chiaramente si riflette sulle scelte di Turati, e allora andiamo a vedere quelli che possono essere le scelte di Turati in vista di una partita difficilissima che attende il Siracusa. Sì, una gara difficilissima, lo ricordiamo, all'andata la Salernitana si impose per 1-0, trovando parecchie difficoltà ad affrontare un Siracusa imbottito di giovani. Alla gara del decimo di domenica arriva un'altra squadra sicuramente molto più in palla e più in forma di quelle che abbiamo visto all'andata. I giocatori saranno ben diversi da quelli che avevamo visto alla prima giornata d'andata, salvo in sorpresa dell'ultima ora dovrebbero esserci comunque quasi tutti i migliori. In porta ci sarà Farroni con Zanini, Pacciardi, Sciapola e Cancellieri che giocheranno in difesa, centrocampo con Candiano e Limonelli, davanti a loro da destra dovrebbe giocare Parigini con Gudelivičius che prenderà il posto di Ba e Valente sul settore di sinistra, Contini che sembrerebbe in leggero vantaggio su Molina, invece sarà il terminale offensivo per un 4-2-3-1 che ricalca quello che è il credo di Marco Turati, il quale, lo ricordiamo, tornerà in panchina dopo aver scontato la squalifica. E anche questo infatti è valutato e inserito nella nostra grafica. Grazie Marco, ci ritroviamo alla prossima con preview e nei tuoi vari servizi per il telegiornale. Ciao Marco, grazie. Allora io vado nuovamente dalla nostra Anna per qualche messaggio e poi andremo fra poco a collegarci invece con Franco Cammarasana da Trapani. Messaggio da Vincent. Buon pomeriggio, Jimenez in forma può dare molto nelle ripartenze, Bruzzaniti, Jimenez nella ripresa potrebbero farci sognare. La squadra è in un ottimo periodo di forma e spero che riusciremo a vincere anche domenica, forza Catania. Da Salvo Curva Sud, buon pomeriggio a tutto lo studio e buon anno. Si sa qualcosa del rinnovo di Jimenez? Allora, su Jimenez è vero che è un giocatore che sicuramente ha fatto benissimo nella parte finale della partita, anzi tutta la partita con l'Atalanta, segnando i 2 gol, facendo certamente un'ottima prestazione, ed è quello che in ottica rinnovo, visto che stiamo parlando anche di questo, si chiede al giocatore, no? Di fare vedere che è un giocatore da Catania a tutti gli effetti. Ricordiamo che le caratteristiche dei contratti che il Catania fa firmare ai giocatori in questo momento sono contratti che prevedono anche una serie di eventi, per cui il giocatore non viene pagato solo con un fisso, ma anche sulla base di incentivi legati alla prestazione. Se fai bene, se raggiungi quegli obiettivi, sappiamo che c'è stata in tal senso una seconda proposta fatta in mezzo. Ma questo non fa altro che incentivare i giocatori a fare bene sempre, per cui per quanto riguarda Jimenez ho sempre detto che uno insieme a Cicirelli sono i 2 giocatori di maggiore qualità che ha il Catania a livello tecnico, per cui Jimenez ha soltanto bisogno di crescere, quindi è più una questione mentale, perché poi le qualità tecniche ci sono, ma deve convincersi lui che ha queste qualità importanti, per cui può far fare la differenza al Catania. In una partita come Foggia un giocatore come Jimenez può rompere assolutamente, può rompere gli equilibri, può cambiare assolutamente la gara.
Allora, io fra un po' farò vedere le statistiche di Catania e Foggia, mi raccordo anche con la regia in presa diretta, mentre prima però delle statistiche di Foggia e Catania vado a collegarmi invece con il nostro Franco Cammarasana che è pronto da Trapani. Abbiamo parlato, ciao Franco, buon anno anche a te intanto. Ciao, buon anno a chi ci ascolta e a te. Allora Franco, è un fine d'anno, inizio anno molto complicato proprio per Antonini in generale, per le società che gestisce. Abbiamo seguito tutto quello che è successo ad esempio nella squadra di pallacanestro, la Shark che fino all'anno scorso lottava e comunque anche adesso in una zona di classifica tutto sommato non negativa per quanto riguarda la Serie A, l'anno scorso ha lottato per lo scudetto. Tutto si riflette anche su ciò che succede nel calcio, con situazioni complicate, con possibilità di penalizzazione in arrivo. Insomma, raccontaci un po' tu meglio la situazione così difficile. Sì, dopo la stangata del basket c'è il rischio di ulteriore penalizzazione anche per quanto riguarda il calcio, perché proprio l'indomani dell'Epifania è convocato il Tribunale Federale della FIGC che dovrebbe esaminare il secondo deferimento, quello di novembre, nei confronti del Trapani Calcio per mancato pagamento nei termini entro il 16 ottobre degli emolumenti ai giocatori e delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS, oltre ai contributi di fine carriera. Non solo questo, anche perché a quanto pare poi sono stati pagati anche se in ritardo, però non utilizzando i canali istituzionali, mi riferisco al conto del Trapani Calcio in Lega. Questo per quanto riguarda il calcio, mentre per quanto riguarda il basket abbiamo delle novità dell'ultima ora. Io ne approfitto per darle anche perché ci sono migliaia di nostri telespettatori esatto, di pochi minuti fa la notizia della richiesta da parte della Trapani Shark alla Lega di Serie A di rinvio della partita con la Virtus Bologna che si doveva svolgere il giorno 4, domenica. Aggiungo a questa notizia di basket due notizie di pochi minuti fa. Praticamente sono state ufficializzate, ancora non ci sono comunicati stampa in proposito, ma dopo la partenza di Tim Allen per il PAOK Salonicco, praticamente in mattinata hanno firmato i contratti con il Başakşehir Istanbul, Jordan Ford, il playmaker fortissimo, mentre il lungo Paolo Eboa ha firmato per l'Evelyn Lyon, una squadra per francese. Cui Franco si può dire che si va chiaramente verso un ridimensionamento, ecco, diciamo questo, mentre invece ritornando al calcio, edulcoriamo. Sì, esatto, edulcoriamo. Io lo chiamerei mobilitazione. Esatto, ora vedremo, bravo. Tu hai usato il termine più giusto. Invece, ritornando al calcio, andiamo un po' a dare l'idea di quella che può essere la formazione del Trapani in vista della partita con il Casarano. Anche qui non facile. Sì, prima della probabile formazione ti dico subito che non so se la società l'ha già ufficializzata, ma sono stati definiti poco fa i trasferimenti di Ciotti al Cosenza e di Carriero alla Salernitana. In serata potrebbero aggiungersi altre novità. In entrata potrebbe anche essere ufficializzato l'arrivo del centravante Staukovic, è un ragazzo romeno, arriva dal Spasano, mentre potrebbe anche essere ufficializzato l'arrivo di Canote, che tornerebbe dal prestito dal Perugia, a cui andrebbe Fiscinaller, che però è anche richiesto dalla Torres e da altre società. Ma le trattative riguardano diversi giocatori del Trapani, mi riferisco anche a Negro, a Canotto e a Vasquez, che potrebbe andare al Fasano. Visto tutto questo, Franco, disegnare la formazione non è facilissimo, esatto. No, non è facilissimo, anche perché è probabile che Aronica non schiererà domenica, oltre ai giocatori già in partenza, altri giocatori che nella
partita di Siracusa praticamente hanno timbrato solo il cartellino con una prestazione davvero poco edificante, che ha un pochino così costretto Luigi Volume, il direttore sportivo della società, a fare delle dichiarazioni molto severe nei confronti dei giocatori. Comunque andiamo alla probabile formazione, ripeto, il 4-3-2-1 con Galeotti tra i pali, poi 4 in difesa, Ivan, Pirrello, Moto e Giron, poi a centrocampo Celeghin, Palmieri, Di Noia, e poi con Ciuferri e Marcolini al riposo di Grandotto, che è uno dei giocatori pure più richiesti del Trapani. Grazie Franco, buon pomeriggio e alla prossima, grazie per le tue notizie legate anche al mondo del basket e comunque orbita ovviamente attorno al presidente Antonini. Allora, statistica a confronto di Catania e Foggia, andiamo velocissimi perché dobbiamo farvi vedere ancora tante cose e manca poco più di un quarto d'ora alla fine della trasmissione. Allora, statistiche di Foggia e Catania e poi andremo con il mister e con il Faro. Le statistiche che sono queste, ovviamente vedete i punti differenti fra le due squadre, i gol fatti che sono circa il doppio da parte del Catania, i gol subiti che sono circa il triplo da parte del Foggia, il valore di mercato e chiaramente l'obiettivo che è diametralmente opposto. Il mister del Foggia e il Faro, il mister Barilari, è diventato, diciamo, famoso soprattutto nel campionato di Serie C e fra i dilettanti e la prima serie dei professionisti, la prima serie in ordine di salita ovviamente dei dilettanti, dopo la parentesi di Sestri Levante, dove ha fatto molto bene e dove praticamente è diventato un allenatore, perché lui faceva altro. Poi ha avuto un ruolo importante in terza serie col Sestri Levante, da lì è cominciata la sua carriera con la promozione appunto dalla Serie D. Andiamo invece al protagonista, a quello che abbiamo definito sempre il faro della squadra, abbiamo individuato in D'Amico, che era quello che prima Ermanno ci faceva vedere, l'unico non facente parte della muraglia in quel momento, comunque a parte gli scherzi, è un palermitano del 2000, per cui per lui si tratta di un piccolo derby. 4 gol e 3 assist in questo campionato fino ad ora per lui, nella prima metà della stagione, con un giocatore che sta facendo sicuramente molto bene e che Ermanno ci va a presentare con col prossimo taglio. Sì, mi ricordo di lui perché ne abbiamo parlato anche l'anno scorso quando abbiamo presentato l'Altamura. È un giocatore molto funambolico, un giocatore che non dà punti di riferimento, che ama trovare la via del gol, o comunque si sa muovere bene sia negli spazi stretti che negli spazi anche più ampi. Vediamo proprio dal taglio della clip qui le sue qualità più che altro fisiche. Qua vediamo come va forte sulla palla per vincere il contrasto, è bravo e anche un po' fortunato nel vincere, nel ritrovare la palla, e qui poi inizia una corsa di 70 metri alla Forrest Gump, non lo prende più nessuno, va diretto verso la porta e poi è molto freddo e cinico davanti al portiere, con addirittura un tocco sotto, nessuno riesce a contrastarlo, anche perché difficile, diciamo, per un giocatore fare 70 metri palla al piede quando gli altri ti rincorrono dietro, però lui con la freddezza giusta riesce a trovare anche la via del gol. Qui vediamo invece un'altra situazione dove il giocatore si sa smarcare, è bravo in apertura rispetto all'avversario, quindi lavora nel lato cieco dell'avversario, prende lo spazio giusto per poi ritagliarsi quello che è lo specchio della porta. Qui poi si vedrà attaccato da 2 giocatori, è bravo a ricevere e poi, diciamo, qua un po' alla Del Piero riesce a appoggiare bene il sinistro vicino al pallone e col destro, con l'interno destro, trovare quella che è la ragnatela sotto il set dello Zaccheria. Per cui sono dei giocatori, chiaramente abbiamo parlato delle difficoltà anche del Foggia che sono evidenti anche dalla classifica che abbiamo visto, Fabio. Ci sono dei giocatori comunque che il Catania deve anche tenere sotto osservazione, come questo ragazzo. Ha evidenziato delle ottime qualità, a parte atletiche anche tecniche, perché basta vedere come si è preparato alla ricezione del passaggio per poi concludere e fare un bel gol, come diceva Ermanno, alla Del Piero. Assolutamente, lì se non hai le qualità non riesci a fare un gesto tecnico così. Ma riesci anche a girare, assolutamente. Non la riesci a girare, ma la preparazione al gesto, diciamo che è la base di tutto, certo, no? Come ti metti col corpo, come quando ricevi palla, quella è la cosa più importante. Ci fermiamo, ultima pausa per noi, ritorniamo fra pochissimo, andiamo ancora a dare qualche analisi tattica e poi le probabili formazioni dello Zaccheria, fra poco.
Eccoci qua, quarta parte di preview, mentre dalla regia danno indicazioni mendaci sulla formazione del Foggia legata agli anni storici, quelli di Zeman, ma chiaramente non vi proporremo la formazione con Baiano, Signori, Rambaudi, ecco, per ricordare il famoso tridente di Zeman, di zemaniana memoria. Invece so che Fabio, tu in qualità di presidente dell'All Star volevi fare anche un saluto, perché c'è un infortunato importantissimo, diciamo che il perno principale delle All Stars, colui che ha fondato le All Stars, Luca Napoli, il nostro patron, lo salutiamo perché purtroppo in occasione del torneo di Natale che abbiamo fatto a Mister Bianco, al comunale di Mister Bianco, ha riportato la lesione del crociato, del menisco e del collaterale. E allora un saluto al nostro amico Luca. A salutarlo. E lo facciamo chiaramente anche noi di cuore, augurandogli buon anno. Andiamo subito, io ritorno da Ermanno, perché ritorniamo invece sul Catania. Perché abbiamo parlato di questi famosi trequartisti, no? Abbiamo parlato anche di un'ipotesi legata magari all'arrivo di Bruzzaniti per modificare o no questa funzione del trequartista, magari lasciando un trequartista con 2 punte, ma la ricerca e lo smarcamento di trequartisti è una dote fondamentale, una caratteristica fondamentale di questa squadra, così come l'attacco alla profondità. Sì, quello che mi è piaciuto tantissimo è vedere la differenza tra il Catania con Cicerelli e il Catania senza Cicerelli. Il Catania che comunque senza Cicerelli non ha perso qualità, ma l'ha anche addirittura alle volte alzata, portando la condivisione, soprattutto dello spazio, tra Lunetta e Gimenez, che sanno benissimo collaborare tra di loro e si ricercano tanto, anche perché si muovono molto più vicini rispetto a quanto faceva Cicerelli giocando con Lunetta. Partiamo proprio dalla clip video, dove ci sono 3 piccole clip. C'è Gimenez, qui vediamo una situazione di 1 contro 1, vediamo gli altri 2 giocatori offensivi muoversi nello spazio. Qua vediamo poi bravissimo Lunetta a riconoscere, a cercare quello che è lo spazio libero in zona centrale dell'area. Gimenez alza la testa, appena ma neanche il tempo di alzarla, trova Lunetta che si fa trovare benissimo, ben posturato. Qui ottimo il passaggio, un po' meno il controllo, un pochettino secondo me anche sfortunato qui, però qui vediamo, no, la connessione tra i 2 giocatori. Qua si vede invece in maniera molto chiara, aggiungendo un terzo giocatore, quindi il cosiddetto la ricerca del terzo, no? Si trova il Donnarumma che entra dentro il campo, esegue questa giocata di prima, e qua si vede una combinazione di pregevole fattura, con Gimenez e Lunetta che scambiano velocemente. Addirittura Lunetta qui poteva con un tocco di altruismo in più ricercare e chiudere il triangolo verso Gimenez, però vedi qua è nitida il discorso che ti volevo far vedere prima, la vicinanza tra Gimenez e Lunetta. Bravo poi Lunetta a fare uno scan visivo, a smarcarsi alle spalle dell'avversario, a trovare lo spazio per poi girarsi verso la porta. Perché ti ho fatto vedere questo? Perché in realtà la vicinanza dei 2 trequarti può permettere, secondo la mia idea, di esaltare un po' di più quelle che sono le caratteristiche vere di Caturano, che in realtà, come abbiamo detto anche negli anni passati, è un giocatore che fa molto bene quando gli gioca qualcuno vicino, quindi quando ha 1 o 2 riferimenti che giocano per lui o che lo servono con continuità, potrebbe trovare ecco perché pensavamo inizio puntata l'ipotesi di avere un giocatore ancora più vicino a lui, come è stato Lunetta ad esempio in certe circostanze per Forte. Attacco alla profondità invece il Catania? Sì, qui vediamo proprio una giocata di Caturano che manda in profondità Rolfini, che potrebbe essere una soluzione che potremmo ritrovare anche nel corso del campionato, perché Rolfini ci ha fatto vedere una capacità di rapidità e di velocità non da poco. Non indifferente. Caturano che manda Rolfini, qua si gioca l'1 contro 1 in maniera, mi piace dire, no? molto spietata, con grossa personalità, è bravissimo nel saltare l'avversario, bravo nel trovare la porta, un po' meno nella finalizzazione, però fortunatamente per i tifosi del Catania c'era Gimenez appostato lì, che ha trovato la via del gol. E andiamo adesso invece a vedere gli ultimi risultati del Foggia, per dare un po' uno sguardo a quello che è, quelle che sono insomma, il momento dei foggiani. L'abbiamo chiesto anche al collega di Foggia TV, con i 18 punti che sappiamo, con le 4 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte nelle ultime partite, però una buona prestazione con il Monopoli condita dalla vittoria, una buona prestazione in casa della Salernitana anche se è arrivata la sconfitta, e il pareggio di Siracusa, la vittoria con il Cosenza per 2-1, per cui diciamo che forse
insomma, in un campionato certamente non di grande livello da parte del Foggia, non è un momento così negativo per la squadra di Barilari sotto lo punto di vista delle prestazioni, chiaramente. Poi in casa ha raccolto la maggior parte dei punti, quindi anche questo è da valutare, no? Io vorrei andare invece da Anna perché ci legge invece i precedenti, perché ci sono, oltre all'indispensabile pronostico dell'intelligenza artificiale, ci legge anche dei precedenti, perché a Foggia sappiamo che non è sempre, anzi non è quasi mai stato un campo facile per il Catania. Anna, te. I risultati precedenti Foggia-Catania sono nel 2024 2 pareggi, 2-2 e 1-1, nel 2022 5-1 e nel 2021 2-2. Possibile risultato per questa partita dato dall'intelligenza artificiale è 1-2 con gol di Oliva, Forte e Rolfini. Ma soprattutto appunto quella considerazione di questa vittoria storica importantissima nel 1981, però è l'idea di quanto è difficile per il Catania andare lì allo Zaccheria e portare a casa i 3 punti. Allora erano 2, fra parentesi. Tra l'altro me la sono studiata bene, no? E c'era le vittorie del Catania sono 2 segnate, ma in realtà è una sola. Esattamente. Una delle vittorie, l'altra prima dell'81 era nel 41-42, in mezzo a un periodo storico abbastanza particolare. Nell'81 quello 0-1 non fu con gol di un giocatore del Catania, ma bensì un'autorete, quindi diciamo lo Zaccheria non è proprio 5 anni. Speriamo di aver esorcizzato in questo modo, vediamo che cosa succede. Che cosa non succederà. Ha mai vinto a Foggia, Succederà mai. Quando uno dice mai dire mai, non ha mai vinto a Foggia. Esatto, non andiamo troppo oltre, perché poi dopo dicono che abbiamo pensato noi a mettere un po' esatto, diciamo che tentiamo di esorcizzare in questo modo. Voglio vedere un'ultima cosa invece, Ermanno, per quanto riguarda le caratteristiche del Foggia. Andrei sulla ricerca del cross, se tu mi fai vedere appunto anche in questo caso, perché è una caratteristica che noi di solito guardiamo spesso delle squadre avversarie del Catania. Sì, diciamo la clip è una, perché non sono riuscito a trovare granché, perché poi sulla ricerca del cross c'è molta anche confusione, alle volte non lo fanno con pulizia, però soprattutto non ricercano l'attaccante centrale Fossati o Silla o Bevilacqua, che in realtà sono poco finalizzatori a quanto pare. Nelle prime 18 gare hanno trovato un gol solo in 3, ma ricercano tanto quello che è l'inserimento sia di D'Amico che dell'altro esterno, quindi Oliva o Winkerman, ma ricercano anche molto l'inserimento delle mezzali. In questo caso era Castorri, che potrebbe giocare la prossima come play, che si inserisce bene alle spalle e trova la prima rete diciamo con la maglia del Foggia. Qui addirittura il ragazzo si emoziona, però anche questa potrebbe essere un qualcosa su cui il Catania deve tenere tanto conto, perché non hanno una zona di sviluppo, finalizzazione pulita e lineare, però la ricerca del cross potrebbe essere una soluzione che ricercano con continuità, quindi attenzione per Pieraccini, Di Gennaro e compagni. Sì, esattamente. A proposito, fra un po' andremo con la probabile del Catania. Chiudo l'aspetto legato alla tattica, Ermanno, con i piazzati. Anche questa è una nostra caratteristica, perché nel calcio, lo sappiamo, sui piazzati diventa tutto più facile, fra virgolette, o più difficile. Più difficile soprattutto per chi difende, no? In esatto. qualche modo, perché sui piazzati si fa spesso gol, addirittura c'è un dato che dice il 35 o più % dei gol nasce da calcio piazzato, e qui vediamo come il Foggia, soprattutto il Foggia di Barilari, crea delle situazioni particolari per ricercare la via della rete, o quantomeno la via della porta. Qua vediamo creare un 2 contro 1 in zona dove c'è la palla, in zona della palla. Oliva, che è un mancino, esegue questo, tocca il pallone per poi sfruttare il 2 contro 1 con una sovrapposizione. Qua viene servito ottimalmente, e vediamo comunque sempre i giocatori in maglia bianca a oscurare comunque lo specchio e soprattutto la palla a Donnarumma, e poi il tiro in porta del giocatore in maglia bianca. Qui vediamo invece una soluzione di schema, addirittura qua da calcio di punizione dal limite. D'Amico che ricerca Garofalo, che si smarca con il blocco creatogli dai compagni. È bravo Garofalo qui a controllare il pallone e a trovare la via della rete. Addirittura vedi qua 97esimo. Sì, anche dell'esultanza moderata. Sì, no, mi ha fatto pensare un po' questa ricerca dello schema, che di solito lì si calcia in porta, mi ha fatto pensare un pochettino a Van Gaal, no? In un Argentina-Olanda. Oggi ripeschiamo caratteristiche del passato, prima il tridente storico del Foggia, adesso Van Gaal. A proposito di Foggia, andiamo a vedere insieme quella che può essere la probabile formazione, ricordando dello Zaccheria del Foggia, ricordando che Panico sta andando al Giuliano, per cui non ci sarà lì sulla
sinistra, ma con ogni probabilità ci sarà Morelli, con una difesa che dovrebbe essere pressappoco questa che vi abbiamo fatto vedere, a meno che Rizzo non si sposti a destra e poi a quel punto cambierebbe il centrale. Garofalo con Castori, Oliva per la discussione che facevamo prima con Peterman, che potrebbe rientrare nel secondo tempo. Fossati il riferimento centrale, Winkelmann a destra e D'Amico, di cui abbiamo parlato già tanto in questa trasmissione, che è l'esterno, il giocatore più talentuoso di Barilari. Andiamo a vedere la probabile del Catania invece, con Toscano che dovrebbe affidarsi nuovamente a Pieraccini in difesa. Questo è quello che emerge dalle ultime indicazioni di allenamento, ma chiaramente il ballottaggio esiste con Allegretto, e ricordiamo che la partita si gioca domenica, per cui c'è ancora una giornata per decidere in tal senso. Ancora Quaini a centrocampo con Di Tacchio, che poi il ballottaggio è più Di Tacchio-Corbari, diciamo, perché Quaini in questo momento sta diventando quasi un fisso per Toscano lì. I due trequartisti dovrebbero essere D'Ausilio e Jimenez. Anche lì c'è un ballottaggio ovviamente per quanto riguarda D'Ausilio, non per quanto riguarda Jimenez, con la figura anche di Bruzzaniti, ovviamente di cui aspettiamo chiaramente le notizie ufficiali nel pomeriggio di oggi, con Forte là davanti. Gli arbitri per chiudere con le nostre grafiche: l'arbitro sarà Angelillo di Nola, a proposito di nomi storici, poi gli assistenti sono Rastelli e Romagnoli, e poi il quarto ufficiale di Reda e l'operatore FVS Fumarulo di Barletta. È tutto dunque per questa puntata di preview. Io ringrazio Fabio Timoniere, grazie a te, Fabio. Marco. Buon anno ancora. Buon anno ancora a voi, grazie. Buon anno a Ermanno, ci rivediamo. Buon anno Ermanno è bellissima, fa una rima eccezionale. Ci rivediamo Marco la prossima. Buon anno a tutti quanti e buon pomeriggio. A proposito di rima, qua è più difficile la rima, però buon anno Anna, anche lì vedi che... Ci sta. Grazie Marco, e grazie a voi per averci seguito. Io vi aspetto venerdì prossimo alle 14:30. Perfetto, noi vi ricordiamo invece, grazie Anna, vi ricordiamo invece l'appuntamento con Telecolor alle 11:30 di domenica. Si parte con la super diretta che vi porterà a vedere in chiaro la partita gratuitamente sui nostri schermi, a partire dalle 12:30, con il commento di Angelo Patanè e Carlo Brevi. In studio come al solito ci saranno Alberto Cigalini a condurre insieme con Angelo Gagliano. Noi ci ritroviamo invece venerdì prossimo. Se volete rivedere la puntata la trovate sul sito Sicilia Web. Alla prossima, ciao!